Voglio inviare i migliori auguri per il convegno che si terrà quest'anno in una forma diversa dal solito, vista l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, ovvero in videoconferenza, però è importante il confronto su temi come quelli proposti dal convegno, ovvero il rapporto che esiste fra scienza e fede. È importante perché dobbiamo porci delle domande e la domanda è: fin dove esiste la libertà nel compiere, per esempio, ricerche di carattere scientifico? Che non diventi libero arbitrio, che quindi danneggi invece che portare un vantaggio all'umanità? Io sono convinto che non può esistere libertà di scienza senza l'etica della scienza, perché altrimenti si rischia di non mettere a servizio la scienza dell'uomo, ma l'uomo metterlo a servizio della scienza. E questo è un cambio di prospettiva che non possiamo accettare, non soltanto per chi crede o per chi ha una fede, ma per tutta l'umanità che deve tutelare se stessa nell'interesse di se stessa. I casi proprio che abbiamo visto durante questa emergenza sanitaria testimoniano che la tutela dell'uomo viene prima di qualsiasi ricerca e che la ricerca deve essere a servizio dell'uomo. E dunque riflessioni come queste, che potranno emergere da questo convegno, sono indispensabili per tracciare una strada, per tracciare un cammino da intraprendere dove la scienza venga valorizzata, perché sicuramente è un valore importantissimo nella ricerca e nel dare risposte ai bisogni dell'uomo, ma dall'altra parte sia accompagnato da un'etica della scienza che deve procedere di pari passo. Buon lavoro a tutti e grazie per avermi fatto l'onore di portare i saluti a questa importante iniziativa.